grazie a Paolo Pizzolato. Grazie a voi tutti, grazie direttore. Buonasera e grazie di essere qui anche a lei. Paolo Pizzolato, se non sbaglio lei è stato anche presidente di Veneto Agricoltura, per cui cosa si fa in questi casi? Gli agricoltori in ginocchio si spaventano. Abbiamo intervistato oggi a Tezze, a Belvedere di Tezze sul Brenta, un agricoltore che ha detto un disastro e adesso cosa si fa? Si prova a rimboccarsi le maniche, si riparte e passiamo le giornate guardando il cielo e sperando che non arrivi di nuovo. Guardi, le divido la risposta, direttore, in due parti. Io provengo dalla Riviera del Brenta e oggi abbiamo fatto un giretto per Dolo, per Camponogara molto colpita, per Caicroci di Camponogara molto colpita, anche un po' Mira. Io ci ho rimesso la parte sinistra dell'auto e alcune tegole della casa, per cui cose che possono anche essere rimesse a posto, perché tanta gente appunto ha perso i cristalli, come diceva qualcuno. Non credo ai cambiamenti climatici. Questo primo intervento è fatto proprio strutturato così perché, come diceva qualcuno giustamente anche ieri, faceva osservare che 100 anni fa eravamo 1 miliardo sulla Terra, 100 anni dopo siamo quasi 8 miliardi. C'è stato un processo di industrializzazione che sicuramente ha colmato quello che potevano essere determinate problematiche di inquinamento, che è stata una cosa impressionante, ma non per questo vuol dire che dobbiamo dare sempre la colpa agli agricoltori perché inquinano con le loro bestie, con i loro campi, con i loro diserbanti, come tenta di fare qualcuno, e io queste cose qui non riesco a mandarli giù, proprio perché essendo stato amministratore unico di Veneto Agricoltura so perfettamente come si comportano gli agricoltori e non saprei come fare per poter aiutare la gente della Riviera del Brenta e di tante altre zone che sono state colpite da questi eventi. Perché in banca, in qualità di bancario, quando dai un mutuo casa cerchi di collegare tutto quello che è possibile, sia per vendere il prodotto, per carità di Dio, ma sia anche per tutelare la persona, diciamo, su quello che è l'abitazione. Ho visto buchi come fossero mitragliatrici sui cappotti delle case, una cosa inaudita. Lì almeno se sei assicurato qualcosa recuperi. L'assicurazione delle auto, se per caso puoi, cerca di assicurare la grandine non solamente i cristalli ma anche l'auto. Chi non lo fa adesso deve riparare in carrozzeria, come è successo a me, che non ero assicurato per la carrozzeria e devo tirare fuori qualche migliaio di euro per cercare di mettere a posto un'auto che bene o male ha i suoi anni, che però devo tenere perché non posso cambiare. Viceversa, per gli agricoltori non esiste una tutela, secondo me, anche a livello regionale, perché certe volte si dice dobbiamo chiedere la calamità naturale e questo e quell'altro. Allora, partiamo dal presupposto che ogni anno il 2% di terreni e di coltivazioni viene sottratto all'agricoltura, e lo dirò sempre fino a quando morirò, viene sottratto all'agricoltura per cementificare il più possibile. E il Veneto è una delle regioni più cementificate che ci possa essere. Cose inaudite, quando basterebbe certe volte ristrutturare immobili già esistenti in pieno centro del paese, anziché lasciarli andare siano decadenti, e sarebbe una cosa bellissima. Bisogna avere già un fondo cassa che è già preparato per questa tipologia di interventi. Non si può dire dopo 10, 20, 30, 50 anni, dopo aver visto quello che è successo con il tornado che ho vissuto personalmente in Riviera del Brenta, che queste sono cose che non si sa se possono capitare. Ogni anno ormai capita, ogni anno purtroppo capita a luglio, stranamente, a ogni modo non importa. Ci deve essere un fondo cassa assolutamente che possa fare in maniera di poter ristorare almeno inizialmente quelli che sono i nostri contadini, i nostri allevatori, i nostri coltivatori. Poi, se per caso arriva qualche fondo direttamente anche da Roma, ben venga se serve per implementare, ma non può essere che ogni volta dobbiamo stanziare o fare la tassina nuova a Roma di qua e di là per poter dare una mano alla gente, la gente aspetta anni per poter continuare l'attività. Guardate che gente che lavora la terra, ripeto, come amministratore di Veneto Agricoltura, non conosce ferie, non conosce orario, non conosce nulla. Un allevatore non può andare in ferie una settimana. Chi dà da mangiare alle vacche? Chi va a potare le viti a settembre se non sei a casa per produrre il vino? L'ottimo vino veneto, per carità di Dio. Per cui questa cosa qui dovrebbe essere... È imbarazzante perfino chiedere i ristori da parte di questa gente che poi li vede arrivare dopo anni, quando dovrebbe essere una cosa dove abbiamo una commissione, un qualcuno all'interno della regione che lavora proprio per questo, che riesce a individuare quale possa essere il danno, la località, chi da fornire inizialmente in una maniera accelerata e poi eventualmente in una maniera un attimo più consona. Tutti questi interventi che devono costituire una parte integrante di quello che può essere la comunità veneta. Se in regione non facciamo in maniera di predisporre tutto questo, bene o male dovremmo sempre fare in maniera di dare una mano in altro modo a questa gente. Le assicurazioni aumenteranno, la gente non assicurerà più come abbiamo detto prima, la gente preferisce non fare più l'allevatore, la gente preferisce più fare il contadino, ma c'è anche gente che fa l'operaio tranquillamente, che quando vede che la propria casa è ridotta a un cumulo di macerie con il tornado deve aspettare 10 anni per avere, scusate il termine poco ortodosso, un cancro di rimborso dallo Stato, dalla regione, quello che è, non ha anche più voglia di continuare a vivere qui nel Veneto
Veneto, come giustamente qualcuno faceva osservare prima. Si deve essere un po' più veloci per queste tipologie di intervento, perché, come stavo dicendo, sono diventate un'abitudine, per cui l'anno prossimo saremo ancora qui di nuovo a parlarci di questa cosa in una maniera o più calma o forse peggiore. Nel 2017 c'erano stati danni proprio ad Olo e ci diceva il sindaco che in questo periodo, in questi mesi, sono arrivati diciamo, i rimborsi del 2017. Ma faccia conto, lei 6 anni. Però adesso 6 anni, direttore. C'è gente che ha dovuto stanziare, che ha dovuto vendere la casa e andare a abitare in affitto in un appartamento perché non poteva più sistemare la propria casetta, l'ha svenduta, l'ha data sul mercato al solito aguzzino che ti compra per un pugno di dollari, diciamo, l'abitazione, e lui ha dovuto ritirarsi su un trilocale perché non ce la faceva a metterla a posto. Oggi il ministro Calderoli è intervenuto nel Consiglio regionale della Lombardia, ha detto: per quanto riguarda l'autonomia, per il 2024 si inizierà con i primi negoziati e le prime intese. Le tempistiche le decide il Parlamento, non dipendono da me, siamo in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti. Prima di allora non si può iniziare a votare, ha aggiunto. Spero di partire col voto sui primi articoli prima della pausa estiva e poi si concluderà il mese di settembre il passaggio in Commissione. Però dipenderà anche dall'atteggiamento delle forze di opposizione in Parlamento. Pizzolato? Direttore, sinceramente, quando sento dichiarazioni del genere resto veramente perplesso e basito. Questa gente a Roma va avanti e continua a mantenere le poltrone solamente perché gli italiani non hanno il coraggio di fiatare e non sono certamente come in Catalogna. Approfittano di queste pecore che non scendono mai in piazza per una cosa seria, ma scendono in piazza per altre cose, per gli ussoli, e non ho mai sentito che qualcuno scenda in piazza, giustamente come è stato osservato prima, perché è 30 anni che non viene fatto un aumento di stipendi. Perché nessuno si è accorto che quest'anno le pensioni sono diminuite e qualcuno pensa che i 4 euro in più al pensionato con la pensione minima sia una vittoria inaudita, ma nessuno alla fine dell'anno, nei 12 mesi, ha fatto il conteggio che le pensioni invece sono diminuite. Io che lavoro in banca le vedo tutte queste cose qui, per cui quando sento queste cose, allora, il discorso dell'autonomia è partito ancora quando c'era il governo giallo-verde. È proseguito con il governo rosso-verde, diciamo, perché c'era anche la sinistra del governo. Stiamo parlando di nuovo adesso, sono passati 10 anni. Siamo al punto di prima dove è stata fatta la legge Calderoli, la commissione Calderoli per valutare questo, l'altro, quell'altro. Ma si è previsto già dalla Costituzione. 2 anni fa abbiamo votato tutti quanti e potevano votare, e secondo me dovrebbero votare anche altre regioni per chiedere questa autonomia e questa indipendenza. I sardi sono molto più autonomi e indipendentisti di noi, loro combattono da mattina a sera. Quando sono andato a visitare in qualità di amministratore unico di Veneto di Cultura le foreste sarde, i sardi mi hanno detto: venga qui, ci spieghi come, venga qui a abitare qui da noi, ci spieghi come fate in Veneto a combattere per questa cosa qui, perché noi abbiamo il sangue più caldo di voi. Per cui sarebbe anche un diritto e una decenza che tante regioni possono richiedere questa cosa qui. Per cui non credo più a questi parolai che mettono in moto sempre il 2024, poi ci sarà il 2025, poi ci sarà di nuovo la grandinata che colpirà il nord, per cui ci sarà poi la bufera di neve che colpirà il sud, e andremo a finire il 2030 quando finalmente forse morirò non vedendo l'autonomia e l'indipendenza, però almeno non sentirò più parlare questi cazzoni che ogni tanto dicono bordate veramente che non valgono nulla. Poi un piccolo passaggio. Ogni tanto si sente dire per la televisione che l'inflazione è diminuita, che sono aumentati i posti di lavoro, eccetera, eccetera. Ve lo dico francamente e fuori dei denti. Lavoro in banca e ogni settimana ricevo un report da parte della Banca d'Italia di qual è la situazione economica del paese. Ed è quello lì quello che vale, quello che serve per aiutare economicamente la gente o capire economicamente come muoverci. Inutile che l'Istat, che è un ente statale italiano, comunichi che ci sono stati dei rallentamenti sulla disoccupazione, degli aumenti dei posti fissi di questo e di quell'altro. Abbiamo perso una montagna di lavoratori, quasi 897.000 lavoratori durante il periodo del Covid a tempo indeterminato, e non sono stati assunti 380.000 a tempo determinato. Nessuno parla di quelli che sono stati persi, tutti si lavano la bocca di quelli che sono stati assunti nuovi. Io ho in famiglia 3 persone che hanno perso il lavoro a tempo indeterminato, adesso vivono a tempo determinato a 9,89 euro all'ora, che si parla tanto della legge dell'aumento a 9,89 euro all'ora, e ogni mese o al massimo 3 mesi sono costretti ad attendere se qualcuno rinnoverà loro il contratto. A proposito, 56, 58 e 60 anni, Cioè non stiamo parlando di sbarbati, giustamente prima l'osservazione che è stata fatta quando gli italiani vanno all'estero con un'età media, adesso si è notevolmente sollevata.
In Portogallo i nostri pensionati vanno a vivere benissimo perché pagano la pensione per i primi 10 anni completamente all'ordo. In Bulgaria manager o persone di una certa esperienza, anche come me, gente che professionalmente ha fatto i suoi anni, che potrebbe andare in pensione, va lì e viene assunta per effettuare il controllo delle loro aziende, la strapagano. Ma perché qui in Italia no? Perché c'è un costo del denaro che è assurdo, e dove continuiamo ancora a credere che l'immigrazione possa far sì di pagare le pensioni ai pensionati. Ma scusate, se io mi sono messo da parte 1 miliardo di euro in tutta la vita a livello di pensione, come può essere una terza persona che paga la pensione mia? La pensione mia è dentro un catino, dentro una bacinella, che ogni mese mi ritorna indietro, mi arriva, ed è quello che ho versato io nei miei anni di contributi. Come mai non c'è più? E ve lo spiego, ultimo aneddoto, le chiedo scusa se porto via questi tempi, perché tanta gente non sa questa cosa. Le pensioni sono tutte all'interno di un calderone. È successo questo. Anni fa l'INPDAP, quello che gestiva le pensioni degli enti statali, completamente in rovina, è stato assimilato all'INPS. L'INPS che si è portato a casa tutti i debiti. Lì abbiamo avuto un ente che era in debito impressionante nei confronti dei lavoratori ai quali doveva pagare le pensioni. Altra cosa che è stata fatta sbagliata. Vi ricordate anni fa quando è stata fatta quella famosa legge che riconosceva i 500 euro al mese per tutti gli immigrati che dovevano fare la ricongiunzione, per tutti quelli che dovevano chiamare il papà, la mamma di qua e di là? Quei 500 euro lì non sono partiti da una legge o da uno stanziamento statale fatto ad hoc, fatto a parte. Sono stati fatti attingere a quello che era questo calierone delle pensioni. Voi pensate che in questo momento possa servire di rimettere a posto questa cosa qui che è andata completamente allo sbando, o che abbiamo bisogno di immigrati che paghino le nostre pensioni? Perché la mia di pensione me la sono già pagata io. Paolo Pizzolato. Parliamo un po' di immigrazione, ma parliamo anche di economia. Con un esempio che ho già fatto l'anno scorso, direttore, sempre in questo studio, e che continuo a portare perché vorrei certe volte che la gente riuscisse a capire. Però, come lui non è sindaco, no, va bene, ce n'è uno lei sta conducendo la trasmissione, è il direttore che conduce la trasmissione. Facente funzioni. L'ho già detto la volta scorsa, che secondo me ha avuto. Ogni modo, nella zona di Campo San Piero e Campo d'Arsego, nel Padovano, c'è un'azienda. Un'azienda che ha diversi capannoni in giro per tutta Italia, un'azienda che si occupa di produzione agricola con circa 200 dipendenti. 180 dipendenti sono rumeni o assimilati, chiamiamoli così, qualche immigrato, c'è qualche marocchino, eccetera, eccetera. Perché nell'azienda di 200 dipendenti, spiego ai telespettatori, è accaduta questa cosa? Perché nel corso degli anni loro assumevano persone sempre un po' sottopagate, sempre un po' sotto reddito rispetto a quelli che dovevano essere gli stipendi normali, e si facevano avanti sempre queste persone che un po' alla volta hanno preso il posto degli italiani che andavano in pensione all'interno dell'azienda. E cosa hanno fatto? Il cappetto è diventato responsabile della produzione, il cappetto rumeno è diventato responsabile delle assunzioni, e un po' alla volta il datore di lavoro, logicamente, che è grande e che vive in giro per tutta Italia controllando i capannoni, non riesce a seguire queste cose, provvedono ad assumere persone del proprio paese. Per cui gli italiani all'interno di quel capannone lì, quell'azienda, bellissima azienda, ve lo posso garantire, non trovano più spazio. Questa è già una pecca di immigrazione strana in Italia, che non permette di dare lo spazio agli italiani che potrebbero lavorare lì dentro, anche se, ripeto, gli stipendi sono notevolmente più bassi della normalità, e un italiano, casomai laureato, casomai diplomato, dice: io a 1.150-1.200 euro al mese, sinceramente lì dentro non ci vado. Avrebbe perfettamente ragione. Questa è una prima casistica. Altra cosa, tempo addietro facevo notare che tutti gli immigrati partono solitamente dalla Libia, i barconi, questo che l'altro, dobbiamo fermarli, affondare i barconi, affondare questo. Ma quando vengono via dall'Africa, come ho già fatto presente a tante altre gente, a tante altre persone, qui bisogna iniziare ad operare il cervello in Italia, perché veramente resto sconfortato e anche sconvolto. Abbiamo Marocco, Tunisia, Egitto, paesi ricchissimi africani e musulmani, che si trovano proprio sul confine, sulla litoranea, prima di potersi imbarcare e venire in Italia. Qual è il problema che ha questa gente che viene in Italia oppure deve venire in Europa per lavorare, quando questi sono paesi ricchissimi?
colmi di posti di lavoro e di fabbisogno di personale e di manodopera, però vengono lo stesso in Europa? Qualcuno mi spiega perché non si fermano lì, visto che sono anche paesi musulmani, poco distante c'è l'Arabia, ricchissima, c'è Israele appena passato lo stretto, cioè, ma perché questa gente deve venire in Europa? Ma chi ha detto che qui abbiamo bisogno di tutta questa manovalanza? Chi ha venduto questa informazione a questa gente che arriva sempre con le Nike addosso, col telefonino, ma mai con un documento in tasca? Però nel momento esatto in cui ti succede la tragedia, che ne muoiono 360 annegati, il giorno dopo i loro parenti arrivano tutti con i passaporti e tutti con l'aeroplano e il biglietto regolarmente pagato. Stranamente quello che veniva qui in Italia non ha mai il biglietto pagato, non ha mai il passaporto. Arriva la mamma, arriva il papà a piangere sulla tomba, per carità di Dio. Adesso cerco solamente di far capire ai nostri telespettatori questa cosa. Non si capisce mai perché questi arrivino regolarmente e gli altri hanno dentro la navetta che è affondata. Ma mi spiegate se state prendendo in giro la gente o cosa sta succedendo? No, è invasione. È un'invasione che va avanti da tantissimi anni perché la gente si preoccupa solo a livello mediatico di controllare quella che è l'invasione che avviene via mare, ma nessuno sa che dalla Jugoslavia, dal Montenegro, dall'Albania e da tutti i paesi dell'est, con i tir che attraversano ormai liberi anche da Croazia e Slovenia che hanno levato via i confini, ne arrivano centinaia, ne arrivano migliaia ogni giorno di cui nessuno se ne accorge. Noi abbiamo avuto un'impennata 20 anni fa di introduzioni di albanesi che avevano iniziato a soggiogare addirittura la nostra mafia e hanno preso nel nord un po' del posto loro, quello che facevano. Poi i rumeni che poi bene o male si sono regolarizzati, c'è tanta bravissima gente che adesso lavora, però a quell'epoca lì io mi ricordo quando sono arrivati erano quelli che facevano le rapine all'interno delle banche e avevi sempre paura del rumeno che veniva in banca, perché l'italiano ti portava anche un po' di rispetto, invece il foresto per la tua vita non contava assolutamente nulla. Un po' alla volta che loro si sono normalizzati, questi africani non so quando si normalizzeranno, perché sinceramente vorrei fare una domanda anche ai signori che sono in studio. Quelli che sono sbarcati l'anno scorso, per caso voi o cari telespettatori se volete rispondere, avete traccia di dove sono finiti? Quelli sono sbarcati 6 mesi fa, avete traccia di dove sono finiti? Quelli sono sbarcati 3 mesi fa, avete traccia di dove siano finiti? Perché se Lampedusa il centro ne contiene 400 e adesso sono in 4.000, i 3.600 in più dove vanno a finire? Adesso andranno nel loop o di qua o di là a casetta mia, diciamo nel Veneto, ma fra 2 giorni, fra una settimana, quando non possiamo più dargli da mangiare, dove finisce questa gente? Ci siete mai chiesti questa cosa qui? Datemi una risposta la prossima volta che vengo qui e sarò felice e contento. Pizzolato, vuole aggiungere qualcosa? Io sono molto preoccupato. È una situazione che va avanti da tantissimi anni questa e che sarà destinata sempre più a peggiorare. In un paese dove ti trovi il dipendente che viene in banca e che ti chiede 1.500 euro di prestito perché deve andare in ferie, con rateizzazione di 50 o di 30 euro al mese, poi tornato dalle ferie a ottobre arriva la grossa bolletta, a novembre arriva la grossa bolletta dell'Enel, del gas eccetera eccetera, non ce la fa più a pagare il piccolo prestito, preferisce pagare giustamente la bolletta e te lo trovi incagliato poi che va a sofferenza, per cui vuol dire che non riesce più a far fronte al debito che aveva contratto con la banca e di questi ne abbiamo milioni ogni anno in Italia che mettono in difficoltà le banche, che mettono in difficoltà anche l'economia. Secondo me a livello di ragionamento siamo un popolo che sta iniziando un po', non per offendere nessuno, ma a scadere notevolmente. Siamo purtroppo tenuti in considerazione pochissimo dall'Europa, dove si vede anche quando devono stanziare dei soldi del PNR, tutte quelle cose lì che siamo considerati gli scartini, perché certe volte anche in Europa non hanno voglia di darci subito i soldi che ci spettano, la percentuale ci spetta, perché sanno che, come può succedere per il PNRR, del quale il 74% spetta al sud, un 30-35% potrebbe, anche se qualcuno dice sicuramente finirà, nelle mani della mafia che sanno perfettamente come agire e come muoversi. Arrivato a questo punto qui, un paese che sta perdendo credibilità, dove ha i propri parlamentari europei sinceramente che non sono minimamente considerati, finisco perché no, certo, sicuramente
può far tanta paura in quanto intellettualmente, visto che tutti dicono che i cervelli scappano all'estero e non ho ancora capito chi resti qui, sinceramente se i cervelli vanno all'estero, non riesco a capire che futuro possa avere questo paese, che sinceramente era un paese che si era fatto valere dappertutto, è uno dei paesi più giovani d'Europa, noi siamo nati 150 anni fa, non abbiamo una storicità come può avere la Francia, come può avere la Spagna, addirittura come può avere la Germania, perché siamo nati da poco tempo, però è difficile mettere insieme tutte le teste, il sud con il nord, il sud abituato a fare in maniera di potersi mantenere, il nord che lavora sempre, che è sempre pronto, noi qui non vai nemmeno in ferie se devi mantenere l'azienda, se devi portare a compimento un progetto, nel sud la prendono in una maniera un attimo più calma. Queste diversità, se continuano così, ci saranno sempre, dove nessuno cercherà di trovare soluzioni per fare in maniera che diventi un paese comune, dove è difficilissimo farlo diventare, prima o dopo porterà un qualcosa di esagerato, un qualcosa secondo me di molto molto duro, che purtroppo avrà delle ripercussioni all'interno del nostro paese che saranno di una gravità unica, secondo me. Paolo Pizzolato. Prima ho sentito parlare di pessimismo da parte di Paolo Pizzolato, ma non è pessimismo, è che io ogni giorno mi confronto con la gente, mi confronto con i numeri su quelli che pesano e che ti dicono qual è la realtà di un paese. Vi faccio un esempio. Circa un mese fa su alcuni quotidiani locali compariva la dicitura dove eravamo alla ricerca nel Veneto di circa 20.000 lavoratori per gli alberghi. Dopo un mese nessuno ha più parlato di questa notizia, non si sente più parlare di nulla, però in compenso gli albergatori dicono non sarà quella popò di stagione che pensavamo potesse essere. Stranissimo, la gente sta tirando i remi in barca e stiamo parlando di esolo, per cui sinceramente non so cosa dire. Nel momento esatto però in cui ci confrontiamo con alcuni discorsi che ho sentito qui dentro, con pensionati che vengono in banca 580 euro al mese, che non sanno come fare per tirare avanti, ma tirano avanti, e ti trovi che tu invece hai l'immigrato da poter ospitare, dove in comune devi pagargli le bollette, devi pagargli completamente tutto quanto. Questa è una realtà che questo paese non ti porta a essere pessimista come qualcuno mi dice, ma ti porta a essere concreto, che dice ma dove stiamo andando? Nel momento esatto in cui una famiglia italiana, due ragazzini, come io conosco due ragazzi di Brugine, 22 e 24 anni, hanno messo al mondo Lorenzo, lavora solo lui, lei non sa come fare, certe volte fa piccoli lavoretti per cercare di dare una mano in famiglia, e ti trovi che invece il musulmano viene qui con 4 figli e tutti riescono a gestirli perché hanno contributi da qualsiasi parte del mondo italiano, da qualsiasi parte, dalla parrocchia alla chiesa, tutto quello che può essere al comune, e i nostri invece sono costretti a fare in maniera di andare molto molto piano, molto lentamente, come mettere al mondo figli. Si capisce qual è la problematica della densità demografica degli italiani, e perché stiamo diventando un paese di vecchi dove gli africani ci stanno invadendo, perdonate questo passaggio. Nel momento esatto in cui tu ti accorgi che economicamente parlando potresti anche dettare legge, e invece sei diventato un po' il mini rifiuto dell'Europa, dove tutti ti ridono dietro, dove tutti cercano di fare in maniera di far capire che non conti assolutamente nulla, che non vale assolutamente nulla, e ogni anno qualsiasi sia il governo, arranchiamo sempre, vuol dire che stiamo un po' peccando sinceramente di italianizzazione, dove non riusciamo a imporre la nostra volontà, e come popolo mi vedo costretto a dire che valiamo ogni giorno sempre un po' meno. Grazie. Continuiamo a essere veneti veramente, ma a livello di italiani vedo che la gente inizia a non portarci più rispetto. Grazie a Paolo Pizzolato, siamo alla fine.